Con una provocazione in positivo l'hanno denominata Galleria degli Orrori. È stata presentata a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, in occasione della firma del protocollo d'intesa tra Unione Veneta Bonifiche ed ANCI Veneto, l'associazione dei comuni. Non commettere ulteriori errori credo che sia, la prima cosa e la cosa più intelligente da fare. Mettere mano laddove sono stati fatti gli errori è il secondo nostro obiettivo e quindi ben vengano protocolli d'intesa di questo genere che ci assicurano un divenire certamente migliore. L'accordo firmato attraverso il confronto e la messa in rete di dati dovrebbe evitare il ripetersi di scempi a danno di un territorio che tra il 1983 ed il 2006 ha visto crescere del 27% la superficie cementificata, con addirittura un più 44% registrato nella sola provincia di Verona. I comuni hanno il governo del territorio, noi abbiamo la gestione del territorio, in questo ambito, in questa fase mettiamo nero su bianco ciò che formalmente c'è già. Alla spesso incontrollata urbanizzazione del territorio si affianca il ripetersi di eventi meteorologici estremi, un mix che evidenzia l'insufficienza dell'attuale rete idraulica e a cui solo ora la Regione Veneto pare determinata a porre rimedio. Abbiamo stanziato 50 milioni di euro proprio per un capitolo specifico per le opere post-alluvione, avremo circa una ventina di milioni per quanto riguarda soprattutto le manutenzioni, quindi contributi ai geni civili, in parte anche i consorzi bonifica per le manutenzioni, e dall'altra parte quello che può essere invece sono finanziamenti straordinari che ad esempio saranno i 62 milioni di fondi FAS che sono stati appunto liberati dal governo. Non può che essere comunque solo un inizio, perché i consorzi di bonifica del Veneto hanno già fatto i conti. Per ridurre il rischio idrogeologico nella regione servono interventi per circa 1,5 miliardi di euro, ma i finanziamenti ad opere ammontano solo a 205 milioni. Il trend non cambia a livello nazionale e senza un piano di interventi straordinari aumentano progressivamente necessità e rischi.